Siamo nel borgo storico di Serravalle e abbiamo il privilegio di essere all'interno dello studio libreria, direi io, del dottor Giampaolo Zagonelli, uno dei massimi esperti italiani della storia del Cenedese. Io ho avuto già dagli anni '80 un approccio con, i cattedratici, con gli insegnanti di università, quando ero a Feltre, e da Feltre c'era allora una prestigiosa università dello Yulm con degli insegnanti che vengono da Venezia. Con questi insegnanti abbiamo deciso di fare l'associazione Dino Buzzati e nell'89 anche un convegno su Dino Buzzati. Quindi ho cominciato a frequentare, alla sera frequentavo questi insegnanti e ho capito una cosa. Intanto entrare nel mondo cattedratico era molto difficile perché si parlavano solo tra di loro, sia nei dibattiti sia in tante cose, ma insomma un po' alla volta si riesce poi a entrare anche nei loro discorsi se loro si rendono conto che c'è una certa capacità culturale anche da parte di uno che non è strettamente accademico. Quando sono venuto poi a Vittorio Veneto, e quindi poi qui mi sono decisamente occupato di Lorenzo da Ponte e quindi successivamente sono stati fatti più di un convegno a Vittorio Veneto su questo, chiamando professori un po' da tutta Italia, abbiamo visto che c'era una certa difficoltà di interloquire con loro, forse oggi no, ma 10-20 anni fa sì, perché i professori di università, invece di avere come referente molte volte lo studente o diciamo il medio lettore, anche colto, Quello che vorrebbe appassionarsi, molte volte loro si parlano solo tra di loro e anche nelle loro comunicazioni, nei loro discorsi, nelle loro relazioni, purtroppo molte volte non sono capaci di allontanarsi da questa strada. Questo negli anni è un po' cambiato, a dire il vero, però c'è ancora questa tendenza a chiudersi in se stessi, a chiudersi dentro l'università, mentre molte volte loro dovrebbero avere la capacità o la volontà, la voglia di seguire specialmente gli studenti più dotati, ma anche quelli meno dotati, di portarli ad un certo livello. Quindi questa difficoltà c'è e l'ho sempre un po' vista. Ecco, dottor Zagonelli, noi ci troviamo all'interno di una splendida libreria e so che all'interno di questa libreria ci sono dei volumi davvero di pregio. Per esempio, io ho questo manufatto che mostriamo anche ai nostri lettori, vorrei che lei commentasse la storia, come è arrivato ad avere questi manufatti, questi bellissimi libri. Da questo, quando ho cominciato a raccogliere materiale su Lorenzo da Ponte, evidentemente ho ricercato gli studi su Lorenzo da Ponte, ma anche materiale originale pubblicato da lui. Questo, per esempio, è un volume stampato a Gorizia nel 1780 da Lorenzo da Ponte. È un poemetto eroicomico, si chiama Il Capriccio, e questo qui l'ho acquistato dall'antiquario di Milano ancora intorno al 1980-85. E sono libri rarissimi, copie di questi libri esistono solo in 2 o 3 biblioteche italiane, ad esempio. Tutto il materiale da Ponte è rarissimo perché lui è uscito dal circuito letterario italiano quando aveva praticamente 30-40 anni, perché è stato a 30 anni, è andato praticamente a Vienna, poco di più, poi è stato a Londra, poi negli Stati Uniti e in Italia, quindi era uno sconosciuto. Tutti i libri che lui ha stampato a Gorizia, ma poi i libretti a Vienna, e poi tutta la sua produzione letteraria negli Stati Uniti è arrivata sì in Italia, ma purtroppo non esiste più nelle biblioteche. E una delle massime rarità bibliografiche che lei ha qua nella sua libreria, qual è? Beh, una delle massime, le memorie di Lorenzo da Ponte, perché le memorie di Lorenzo da Ponte è un oggetto rarissimo perché è stato stampato a New York in prima edizione nel 1823-26 in 4 volumetti, in una seconda edizione nel 1929-30 in 3 volumetti. Già un'opera stampata in più anni, in più volumi, è difficile dopo un secolo o 2 trovarla intera, o si trova il secondo volume o manca il primo e così. Quindi tutti i 3 volumi integri in Italia stanno in 4 o 5 biblioteche. Quindi l'edizione che io ho in casa l'ho avuta da un antiquario di Milano che me l'ha comprata ad un'asta a New York. Ecco, un altro aspetto importante è quello di capire se le nuove generazioni potranno valorizzare questo incredibile patrimonio culturale che abbiamo in Italia. Ci siamo posti
4 anni fa, 5 anni fa, diciamo, l'esigenza di avere una rivista nel nostro territorio, che è un territorio da un punto di vista geografico e storico che ha un'unità particolare, è la cosiddetta Sinistra Piave. Quel territorio tra Piave e Livenza, che una volta era il Ducato di Ceneda, poi era la diocesi di Vittorio Veneto, che ha questa particolare unità, che all'interno da secoli ha prodotto storia, arte, letteratura, musica, tutto. E quindi avevamo una rivista morta nel 2008-2010, quindi sentivamo la mancanza di una rivista e soprattutto la spinta è venuta proprio dai giovani laureandi e 2 giovani invece trentenni, i quali hanno spinto anche me stesso ad avere una rivista a livello, diciamo, periodico annuale che raccogliesse gli studi di questo E territorio. come si chiama questa rivista? Archivio Storico Cenerese. Mostriamolo anche ai nostri lettori. Ecco, qui abbiamo il numero 4, una rivista annuale di 200-300 pagine che ha tutti i canoni della scientificità, perché gli articoli che vengono inseriti vengono sottoposti a revisione anonima e quindi diciamo, se questa revisione, se questa lettura da parte di 2 studiosi della materia danno l'ok, viene stampata, pubblicata, altrimenti o c'è una revisione oppure addirittura viene annullata. Quindi ha un carattere di scientificità. Quindi tanta carne al fuoco oggi qui è comunque una visione ottimistica per il futuro del quartiere del Piave. Un ottimista nato, che si vede, insomma. Bene, e noi la ringraziamo.